Benvenuti tifosi del Napoli, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Grazie. Forza Napoli. Lei ha detto subito Amma fatica. Ora qual è il motto di questi 3 giochi? Dobbiamo continuare ad andare avanti, dobbiamo cercare di finire il lavoro. Mancano 3 partite, il lavoro è fatto, anche in base a quanto detto a giugno. Amma è in difficoltà, non è ancora finita, quindi continuiamo a lavorare seriamente come abbiamo fatto finora. Lei vive in città, quali sensazioni prova? Quali sono le tue emozioni? Sono stato a casa di più questa settimana, per vari motivi. Tuttavia, avendo avuto l'opportunità di visitare la città, devo dire che sento una grande responsabilità nei confronti dei tifosi. I tifosi sognano, come noi, qualcosa di importante, ma sento una grande maturità, almeno a livello personale. Incontro persone che mi dicono la cosa più bella. Grazie, quindi il lavoro che stiamo facendo è apprezzato ed è la massima soddisfazione. Com'è Lobotka? C'è qualche possibilità che Neres e Buongiorno tornino? Lobotka è tornato in gruppo ieri, si è allenato di nuovo oggi e tornerà domani mattina come test finale per prendere la decisione migliore. È un giocatore importante per i nostri meccanismi, ha anche esperienza e maturità che lo rendono forte e importante nei meccanismi. Non vorrei stare senza di lui, di sicuro. Neres è tornato ad allenarsi parzialmente con noi ieri, si è allenato oggi e penso che possa essere chiamato anche in panchina per respirare di nuovo l'atmosfera. Anche solo vederlo con noi è importante, per lui e per noi. Sai che è uno che fa la differenza. Buongiorno è ancora fuori, non è tornato ad allenarsi, dovremo aspettare. Questa settimana può iniziare a lavorare un po', ma è più difficile per lui e per Juan Jesus, che non vede l'ora di tornare. Dice di essere pronto e i medici lo stanno frenando, ride, NDR, ma apprezzo la disponibilità di tutti a rendersi disponibili da subito. Oltre a ringraziarla, i fan si porranno anche la stessa domanda che pongono a tutti. Resterà oppure no? Il contratto c'è, ma si vocifera di un incontro con l'ADL. Credetemi, i tifosi non mi fanno questa domanda ora, ride, NDR. I tifosi, oltre a ringraziarmi, chiedono, vinceremo? E io rispondo che ci proveremo, come stiamo facendo. Questa è la domanda dopo il grazie. Il resto? È noioso. Giocare sapendo il risultato dell'Inter aumenta la pressione o ci sei già abituato? In ogni caso, sarà lì, e dovremo essere bravi a indirizzarlo in modo positivo, affinché ci aiuti a restare concentrati, ad avere volontà e motivazione. Penso che dovremo giocare le prossime 2 partite contemporaneamente e sarà ancora meglio. Gioca prima, gioca dopo, sappiamo che tanto non cambierà nulla. Dobbiamo pensare ai nostri, ben sapendo che affrontiamo una squadra che ha reso la vita difficile a molti. Ho guardato l'ultima partita contro il Milan, un'ottima partita, nonostante il risultato. Finiranno per rendere il gioco un fastidio, come è giusto che sia. Nella prima metà è meraviglioso, nella seconda metà è sofferente. Quali sono le caratteristiche che possono risultare irritanti? Me la ricordo benissimo, l'ho rivista e abbiamo anche riflettuto su cosa potevamo fare meglio. È una partita difficile, come le altre 2, perché noi giochiamo per la vita e loro vorranno fare bella figura. Sarà un'atmosfera rovente, con biglietti esauriti, ma non ho mai visto nessuno deporre le armi prima di giocare, figuriamoci contro il Napoli in questo momento. Il miglior primo tempo della gara di andata, prima della sofferenza. Poi è successo altre volte. La sofferenza nel secondo tempo è solo un fattore psicologico? Ci sono state delle seconde volte in cui hai sofferto di più, ma spesso è una percezione. Riguardando la partita, si ha paura che possano pareggiare. Ci sono state partite con secondi tempi importanti che hanno cambiato la storia del calcio, come con la Juventus, l'Inter, tante in cui l'abbiamo gestita bene fino alla fine, come con il Torino, il Lecce. Abbiamo vinto 1-0, ma ci sono stati comunque annullati 2 gol, uno dei quali di misura. Anche questo fa parte del percorso di crescita di un gruppo di giocatori che è stato in testa per molti giorni. All'inizio non eravamo i preferiti di tutti, ma piuttosto un fastidio e non lo abbiamo mai dimenticato. Quando soffriamo, la sofferenza diventa bella se ricordiamo l'anno trascorso, in cui abbiamo veramente sofferto. Ora il Napoli ha i match point. Come prevenire il gomito del tennista? Sento questa domanda da quando mancavano 10 finali,
Poi sono diventate 7, 5, ora 3. Dobbiamo giocare 3 finali, una alla volta, e cercare di vincere sul campo, lavorando sodo. Dobbiamo concentrarci solo su ciò per cui ci siamo allenati, per mettere in luce i difetti degli avversari e i nostri punti di forza. È pressione, ma c'è stress positivo e negativo. Cosa ne pensate, napoletani? Pensi che diventeremo campioni dello scudetto? Lascia un commento al video e iscriviti al canale. Forza Napoli!